venerdì hanno attaccato un posto lì sempre nella nostra parrocchia e poi oggi e ieri sembrano che siano entrati ci sia un gruppo qui abbastanza vicino a 15, 20 chilometri e sembrano che siano armati e che abbiano già rapito della gente, ammazzato qualcuno, sai dove loro passano fanno stragi. Qui tutto il popolo è in fuga, sta scappando. Nell'ultimo messaggio vocale alla nipote Gabriella Bottani, anche lei suora comboniana a Roma, Suor Maria De Copi non nasconde la sua preoccupazione per la furia del sedicente Stato islamico. Da giorni i parenti che erano in contatto con lei conoscevano lo stato d'animo della religiosa. Suor Maria, nei suoi WhatsApp audio, raccontava di un accerchiamento rapido quanto brutale, villaggi bruciati, popolazioni costrette alla fuga, donne violate, l'inferno in terra. E la situazione è triste, molto triste. Tutta la gente dorme fuori nel mato, sotto le piante. Chi può va ad Alua, va a Masua, va a Namapa, va nei centri dove sono un po' più protetti. Sentito l'audio della durata di circa 2 minuti, Suor Gabriella contatta la zia telefonicamente e lei stessa a riferirlo nel blog delle Comboniane. Sono circa le 21 di martedì sera. Zia, tu non parti? La domanda. Non so, voglio aspettare e vediamo come va la sua risposta. È in questo momento che Suor Gabriella sente dei colpi e l'82enne che urla papai calmati, papai calmati. Papai è una formula di cortesia che si usa tra adulti dell'Africa. Sono le ultime parole di Suor Maria. Qualcuno intorno grida misericordia, poi il silenzio. L'82enne verrà ritrovata morta con un colpo d'arma da fuoco alla testa, poco distante a terra il suo cellulare, l'unica connessione con la sua amata terra d'origine. In una rivendicazione sul canale Telegram, ISIS sostiene di aver ucciso la suora trevigiana nata a Santa Lucia di Piave 82 anni fa perché, testuali parole, impegnata eccessivamente nella diffusione del cristianesimo. Parole inequivocabili che hanno fatto esclamare all'arcivescovo di Nampula, Ignazio Saure, che Suor Maria è stata una martire della fede, presule che parla di terroristi fuori controllo e lancia un allarme globale. E proprio il pool italiano dell'antiterrorismo si sta occupando, coordinato dalla Procura di Roma, degli ultimi istanti di vita della suora. Formalmente si indaga per omicidio. Restano le parole di una donna di fede che fino all'ultimo si è affidata a Dio. È una situazione molto triste. Pronto prega per noi, che il Signore ci protegga noi e protegga anche questo popolo. Ciao, buonanotte e buon lavoro.